Sono convinto che la conoscenza sia la grande risorsa del futuro. E noi dobbiamo comunque sempre immaginare la parte economica legata ai beni culturali. Questo tema non può mai essere slegato. L'industria culturale in Italia è potenzialmente molto importante, credo ci siano ampissimi spazi di miglioramento. Questo settore sta come il resto del paese, ce la può fare, ma non è detto che ce la farà. Gli italiani sono abituati alla cultura come patrimonio, meno come prodotto, ma una nuova generazione di operatori culturali vede le cose diversamente. La cultura è attorno a noi, è il brivido che proviamo quando ammiriamo un'opera d'arte. Non è solo un dono, è un patrimonio che nasce da un investimento. Il nostro obiettivo è quello di promuovere e diffondere lo straordinario patrimonio artistico e culturale del nostro paese. Siamo convinti che sia una grande risorsa anche dal punto di vista economico. Cattleya è nata con un'idea di base, mettere su gambe industriali la creatività, e oggi possiamo dire che è abbastanza realizzato. A volte si ha la sensazione che la cultura sia meno industria della carpenteria metallica. Il più grande degli artisti, da solo chiuso in una stanza, nella migliore delle ipotesi produce sudore, ma non cultura. Nel 96 noi abbiamo iniziato un primo progetto che metteva in rete 90 comuni della provincia di Ascoli Piceno. Quindi noi questo concetto l'abbiamo traslato un po' in generale. La cultura va pensata come un grande distretto industriale che sappia fare rete, per tornare ad occupare il posto che merita in quello che è diventato un mercato globale. L'Italia è in una potenziale posizione fortissima, perché l'italiano è facilmente creativo, non è altrettanto facilmente organizzato come sappiamo. Il problema è quello, riuscire a organizzare una grande creatività diffusa. Siamo in un paese che quando è stato leader nel mondo lo è stato perché ha promosso questa unione tra il sapere, l'attenzione per la bellezza e la creatività manuale. I prodotti industriali, non lavorati, da soli, senza marketing, non trovano spazio sul mercato. E lo stesso vale per la cultura. Quindi in ogni tavolo dove si fa un ragionamento di valorizzazione dei beni culturali devono esserci persone che si occupano di economia della cultura. Noi abbiamo un team specializzato in grado di valutare e di selezionare le idee buone e finanziare quelle che hanno un futuro, che si possono vendere a livello internazionale, quelle che rappresentino un salto dal punto di vista dell'industria della cultura. In uno scenario dove la cultura diventa il marchio di un paese, saperla promuovere al meglio significa creare ricchezza e garantirla a chi verrà dopo di noi. Industria culturale, industria culturale, industria culturale. Ripetiamolo, abituiamoci all'idea. È giusta, è normale, funziona da millenni e produce reddito.